La storia di oggi nasce sotto il sole di un'isola ai margini della Sardegna. Sant'Antioco è la patria del volley, una passione che affonda le radici nel tempo. Che ti scalda la mente e il cuore, perché sarà sempre così, sarà così. Un giorno dopo l'altro. La pallavolo da noi è nata così come un momento di aggregazione, di socializzazione, di prevenzione, no? C'è stato questo gruppo sportivo che faceva non solo pallavolo ma basket e atletica. Poi la nostra società si è evoluta negli anni e così siamo poi approdati ai campionati di Serie A. Già nelle scuole professionali, il vecchio avviamento commerciale, la tecnica commerciale avevano dei settori studenteschi che facevano capo a pallavolo e pallacanestro, quindi già una prima squadra di pallavolo che aveva fatto allora la prima divisione, che era molto importante per la Sardegna, si chiamava Sporting Club. Diciamo che noi siamo subentrati e abbiamo cercato di creare un gruppo di dirigenti che si interessasse di settore pallavolo in particolare. Il dottor Polo è stato il nostro presidente, e poi diciamo, i vecchi dirigenti, quali Nino Locci, che è stato poi quello che ha investito parte della sua vita, ha dedicato parte appunto della sua vita al raggiungimento di un certo livello di prestazione da parte della squadra. Ecco. Nella vita che verrà sarai tu la mia ragione, nella vita che verrà vivrò per amore, perché sono legato a te da quest'attimo fuggente. La parte più impegnativa è stata quella dalla Serie D alla Serie C, perché da un campionato regionale, anche se noi facciamo trasferte lunghissime come la Maddalena, Porto Torres, Sassari, eccetera, ma andare in continente, unica squadra con 11 squadre del continente, posso immaginare che il salto sia veramente impegnativo. Abbiamo avuto un po' paura solo in quell'anno, ecco. Poi ci siamo fatti le ossa, abbiamo cercato di... Poi a Sant'Antioco gli operatori economici allora credevano in questa società e ci hanno sempre aiutato, non abbiamo mai avuto problemi finanziari. Alla C1 si arriva dopo 3-4 campionati per noi importanti, perché dal nulla vincere la seconda divisione, poi la Serie D, la C che non era la C1, allora c'era la Serie C, la Serie B e la Serie A. Noi avevamo fatto già esperienza di play-off con lo Scavolini Pesaro per passare in Serie B, con tutti i ragazzi di Sant'Antioco, quindi dico che la Serie C per noi è stata il trampolino di lancio verso il settore professionistico, meglio, semiprofessionistico, perché io di professionismo con i ragazzi non ho mai parlato, insomma. Si sperava la domenica di poter venire qui a Cagli e allora vedere la San Paolo giocare in B1, in Serie B, non B1, perché B1 non esisteva. Io sapevo vedere un po' di pallavolo. Poi invece con gli anni, insomma, sono cresciuti tanti bei giovani, atleti insomma, che hanno dato tanto, tanti amici che ancora oggi ci incontriamo, perché forse voi non lo sapete, ma noi
E ogni anno, ormai da 3 anni a questa parte, è partita il Jurassic Volley, dove ci incontriamo con tutti gli ex atleti del mondo del volley sardo. Un piccolo miracolo in una 3 giorni da godere. Coriandoli californiani sono piovuti su un pezzetto di Sardegna. Maladroja, a un soffio da Sant'Antioco, si è scoperta capitale del beach volley, la pallavolo sulla spiaggia, ospitando la 4ª tappa del circuito nazionale El Charro Series. Per la crescita della pallavolo sarda hanno un ruolo importante il sole e il mare. È sulla spiaggia di Maladroja che nascono contatti, confronti ed amicizie che contribuiranno al grande salto. Questo è l'ombelico del mondo. L'ombelico del mondo. Questo è l'ombelico del mondo. All'inizio non si conosceva il beach volley sicuramente, poi con le manifestazioni portate avanti da un gruppo El Charro, adesso non ricordo, Squeo probabilmente, che era un ex pallavolista, è stato in California, ha visto un pochino questa pallavolo giocata in spiaggia e l'ha portata giù in Italia. E poi da lì è nata, cioè noi abbiamo vissuto dei grandi momenti perché a Sant'Antioco il beach volley nazionale è approdato fin dagli anni 90, credo. È stata sicuramente il primo paese sardo a portare il beach volley a livello nazionale e internazionale in Sardegna. Molti ci consideravano tipo in un'isola sperduta, però quando venivano d'estate magari a fare i tornei di beach volley si innamoravano del posto e si innamoravano anche, diciamo, della gente, della umiltà che c'era all'interno di questa squadra e questo gruppo che, diciamo, secondo me è stato sempre il punto forte della squadra, anche perché, diciamo, che era rappresentata da uno come Giuseppe Lai, che è l'emblema dell'umiltà. È qui che c'è il posto dell'immaginazione, dove convergono le esperienze e si trasformano in espressione, dove la vita si fa preziosa e il nostro amore diventa azioni, dove le regole non esistono, esistono solo le eccezioni. Questo è l'ombelico del mondo. L'ombelico del mondo. L'ombelico del mondo. Questo è l'ombelico del mondo. Questo è l'ombelico del mondo, è qui che nasce l'energia, centro nevralgico del nuovo mondo, da qui che parte ogni nuova via, dalle province del grande impero sento una voce che... È stato un momento di conoscenza, un momento non solo dal punto di vista pallavolistico, ma anche come immagine, come il gruppo, sai, conoscere delle persone che vivono delle determinate esperienze, che te le raccontano e tu poi provi comunque a copiarle o a inserirti in queste situazioni, sicuramente ha aiutato tanto la nostra società. Getta le tue reti, buona pesca ci sarà, e canta le tue canzoni, che burrasca calmerà. Pensa, pensa al tuo bambino, al saluto che ti mandò, e tua moglie sveglia di buon mattino, con Dio di te parlò, con Dio di te parlò. Dimmi, dimmi, mio Signore. Il passaggio alla B consacra Sant'Antioco patrono del volley in Sardegna. Poi si è dovuto scegliere, far arrivare giocatori da fuori, anche in Serie B, il primo Paolo Mazzini, che
è arrivato a Sant'Antioco, però si è integrato in questa formula. Diciamo che non abbiamo permesso che si scardinasse questa formula. Ecco. Tutti arrivavano a Sant'Antioco, diventavano amici dei giocatori e dei dirigenti. Pesca forza, tira pescatore, pesca non ti fermare, poco pesce nella rete, lunghi giorni in mezzo al mare, mare che non t'ha mai dato tanto, mare che fa bestemmiare quando... È una crescita graduale e continua che si fonda su valori certi. Il definitivo decollo ha una ricetta semplice ed efficace. I punti di forza fino alla Serie A2 secondo me sono state un tavolino, io ho sempre fatto un esempio di un tavolino a 3 piedi, tavolino del bar a 3 piedi, giocatori, dirigenti e allenatori. Secondo me dovevano essere un gruppo di amici e tutto si ragiona così. Il punto fermo è stato il gruppo dove ci stava appunto Graziano Longo, Giuseppe Marini, Franco Sabatino, Luca Boi, Antonio Pinna, Quinto Valdes, non bisogna dimenticarlo, perché poi è stato il gruppo artefice della prima promozione in Serie B, ecco, e poi dalla B alla Serie A. Io sono arrivato qua a 18 anni, dove di pallavolo sapevo soltanto che il pallone era tondo, praticamente. E ho avuto, diciamo, a disposizione 12 tecnici, perché giocare insieme a Giuseppe Laia, Graziano Longu, Franco Sabatino, Mario Della Pia significa avere allenatori in campo che ogni minima cosa sai che cosa ti aspetti dopo. Cioè, io dico sempre, fai una fesseria e ti senti l'urlo di Sabatino dietro che ti dice questo non lo farai mai più. Un ruolo determinante per i risultati sportivi di Sant'Antioco lo ha l'ambiente della città, non solo bellezze naturali, ma anche componenti umane e sociali. Credo che un ambiente come quello che esiste qua, lo dico proprio molto sinceramente, non esista da nessuna parte, per via di un gruppo che ormai si conosce da tantissimo tempo, che è formato da ragazzi veramente in gamba o comunque bravi ragazzi. Forse la cosa fondamentale è quella. E ogni anno abbiamo delle integrazioni di 1 o 2 giocatori che vengono da fuori e che normalmente si trovano a proprio agio. È capitato anche qualche giocatore che magari con un carattere difficile o comunque un po' esuberante, non abbiamo mai avuto nessun problema, è sempre stato integrato e credo che comunque la forza vera di questa squadra adesso come adesso stia nel gruppo. Beh, l'ambiente sicuramente è bello, perché a distanza di anni passi al corso e tutti ti salutano, tutti ti riconoscono, tutti sanno che cosa hai fatto, chi sei stato, quindi questo già per un giocatore è bello essere riconosciuto in questi termini, aver lasciato un bel ricordo. Da noi obiettivamente si sta bene, è vissuta in modo diverso, no? Noi ancora oggi riusciamo a fare la nostra squadra di B1 vivendo su questa amore che c'è tra virgolette da parte degli altri atleti o perché ne hanno sentito parlare o perché già ci sono stati e quindi hanno voglia di venire da noi. Tant'è vero che quest'anno da noi è arrivato Pussotto e Barbuti che giocano in A2 perché qualche allenatore di Serie A gli ha consigliato vai a Sant'Antioco perché vedrai che ritroverai la gioia di giocare. No? E così credo che sia stato perché il ragazzo vuole stare da noi, si vuole trasferire, vuole vivere definitivamente giù a Sant'Antioco. È la saudade della pallavolo probabilmente, forse quella che ti riferivi, cioè fare esperienze fuori per poi rientrare probabilmente con un entusiasmo maggiore a Sant'Antioco, rientrare in quel palazzetto là dove quando si va bene la gente fuori che aspetta, spinge e vuole entrare. Questo sicuramente è saudace, sì.
È finita così, con i tifosi impazziti di gioia che scandivano Serie A, Serie A. Inseguita per 3 anni, l'Olimpia Vini di Sardegna, squadra di Sant'Antioco, conquista una storica promozione alla Serie A2 di pallavolo. Smile without a reason why. L'ultimo figlio è sempre quello che si ama di più. E anche se ci sono state altre promozioni prima, questa per forza rimane la più bella. Smile, no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. Close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way. Oggi abbiamo la vetrina della Serie A che ci siamo conquistati, dico ci siamo, chiaramente però è riferito ai dirigenti del Sant'Antioco, alla città di Sant'Antioco, ma anche a tutto il movimento sportivo della Sardegna. Remember from before, now that you're out there on your own, remember what is real and what we dream is love alone. C'era un palazzetto di Stoccolma e poco, non so se tu hai presente gli archi del palazzetto, c'era la gente, tra i quali io, si arrampicava sull'arco per poter vedere un pezzettino di partita. Oppure il macroschermo fuori, solo che non era la stessa cosa, cioè non è una cosa vedere la televisione, una partita che vederla dal vivo. Chi l'ha vista al macroschermo, poverino, purtroppo non c'è il posto nel palazzetto, ma io che ho avuto la fortuna di vederla in bilico, tutta una partita, non ho sentito, poi quando sono sceso avevo un po' di dolorini a destra e a sinistra, però gridare, urlare, appreso a una cosa è stato bello. La sua gente le diceva non fidarti di quell'uomo, nella tenda l'hai accolto, lui del male ci farà, è un nemico, uno straniero, ma la sorte porterà, un pugnale lui nasconde, alle spalle colpirà. Oh 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 oh, oh rosa del monte, oh 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 oh, ci tradirà, oh 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 oh, acqua di fonte, oh 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 oh, ti ferirà col suo amore. Se verrà, se di notte verrà, colpiremo a morte il tuo amore, bruceremo le vesti al suo cuore, se verrà lo straniero. Lei dice... Ricordo gli anni i primi anni di A2, quando erano arrivati i primi stranieri brasiliani, poi Lattari, che era un tecnico che ha fatto la differenza a Sant'Antioco, e poi mi ricordo anche John Root. Infatti per l'occasione ho messo questa maglietta che mi era stata regalata da lui. Lì praticamente c'è stato questo cambiamento dal semiprofessionismo, dal semi al professionismo, diciamo, lo chiamiamo così, anche se proprio di professionismo non si può parlare, però c'è stato un salto anche per merito di Lattari, che però ha trovato un bel gruppo con cui lavorare in un certo modo. Il fatto di stare sempre noi, sempre insieme, sempre i soliti, dico io, i soliti amici, questo era comunque un vantaggio, perché ci si poteva scambiare opinioni, potevi scambiarti consigli sapendo che oggi lo faccio io con te, tu lo fai domani con me. E questo in un ambito come Sant'Antioco era assolutamente fattibile, cose che probabilmente non ho riscontrato in altre società nella quale sono stato, un pochino, magari forse un pochino più di egoismo, dove sai che l'anno prossimo chissà dove sarai da qualche altra parte, quindi io faccio il mio.
e vado avanti così. Qua a Sant'Antioco questo per quel che mi riguarda non lo è mai stato. Chiunque è arrivato qua a Sant'Antioco si è trovato, a mio avviso, in famiglia, quindi questo scambio è stato praticamente naturale. E già dal fine settimana non si trova più posto nelle pizzerie, negli alberghi, perché tutti venivano a vedere il Sant'Antioco e giocare a Sant'Antioco. Renata adesso è felice. Alzata al cielo come uno di quei 100 palloni che Pelé ha scacciato dal paradiso, ha festeggiato tra le braccia del padre la quarta vittoria dell'Olimpia a Sant'Antioco nel campionato di Serie 2 di pallavolo. La politica dei piccoli passi paga e il primo anno di A2 si chiude con una tranquilla salvezza. Le nostre aspettative erano quelle di rimanere in A2. Le difficoltà poi ce ne sono state moltissime, anche superiori alle previsioni. All'inizio della stagione successiva arriva Radames Lattari. Sarà lui a far lievitare ancora il valore tecnico della squadra. Il cinguettio te lo dirà. T'ho amato sempre, forse mai, chi lo sa. Ha portato un altro tipo di pallavolo, un altro tipo di cultura, che è probabilmente il modo che hanno di allenarsi, di giocare i brasiliani, con una grinta particolare. Quando è arrivato Radames, assolutamente una persona sconosciuta che noi, perlomeno io, vedevo un po' come un allenatore straniero che parlava poco italiano, quasi niente. Io acreditare che squadra giocare con cuore. Quindi pensavo chissà che questo personaggio, invece poi si è dimostrato un ragazzo come noi che si è messo a disposizione di tutti come amico, insomma. Questo un pochino mi aveva colpito, sì. Altra intuizione di rilievo per la crescita della pallavolo a Sant'Antioco è l'allestimento del settore giovanile per la Junior League, gruppo di ragazzi dai quali ancora oggi il volley sardo trae benefici. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. Momenti belli quello di aver la società creato la Junior League, ecco, preso un settore giovanile e messo qui in un appartamento e aver creato questi campioni che ancora oggi danno molto alla pallavolo sarda e non solo. L'Olimpia al periodo aveva un settore giovanile diciamo validissimo. Il fatto stesso che ora come ora, diciamo un 80, forse il 90% di quei ragazzi che facevano parte di quel gruppo dove c'ero anch'io, giocano tutti, se non in B1, comunque in A2, qualcuno da quest'anno anche in A1, se escludiamo qualche piccolo caso. La cosa che per me era molto importante, che ricordo con piacere, era il fatto che per la maggior parte fossimo quasi tutti sardi, esclusi poi gli ultimi 2 anni dove c'erano state delle integrazioni con dei ragazzi della Sicilia, però in linea di massima i giocatori eravamo addirittura quasi tutti del Sulcis, o comunque sardi. Flying honeymoon, they say. So come fly with me, let's fly away. Il
prestigio di Sant'Antioco è in continua evoluzione. Anno dopo anno cresce il numero di pendolari che si spostano nel Sulcis per godere dello spettacolo tecnico offerto. Once I get you up there where the air is rarefied, we'll just... E io sto sicuro che con l'arrivo di Tols e con l'arrivo di Piero Spata e più Cherubino Gambardella e Vincenzo Esposito, nostra squadra sta bene servita di giocatori centrali. Angels cheer because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. You just say those words and we'll beat those birds down to Acapulco Bay. Venire a Cagliari ci ha aiutato per alcuni aspetti, sicuramente. Ci ha portato alla ribalta della giocare a pallavolo in città, la città comunque che ci ha voluto bene, ci ha aiutato tanto, però sicuramente a Sant'Antioco si è un po' spento il movimento, ecco. Questo sì. Tanti nostri tifosi dopo alcuni anni, secondo me hanno tenuto pure tanto, no? Hanno cominciato insomma, a stancarsi, dover viaggiare, dover venire giù, probabilmente non la sentivano più neanche la loro squadra, anche se devo essere sincero, i nostri amici tifosi, quali Torio Uchedu e altri che adesso non sto a citare, ancora oggi vengono al palazzetto a darci una mano, questi non ci hanno mai mollato. Ecco. All'inizio i tifosi, parlo prima di tifosi e poi parlo di società, i tifosi all'inizio diciamo che non hanno visto di buon grado, secondo me, con molte difficoltà perché sono più o meno un'ottantina di chilometri, quindi non è facile spostarsi. E poi pian piano si è visto anche il risultato, perché poi alla fine il pubblico di Sant'Antioco è andato un pochino scemando, cioè sono rimasti soltanto i fedelissimi, proprio quelli che venivano per sostenere veramente la squadra, la società. Dal punto di vista societario io credo che abbia influito tantissimo, perché non era soltanto l'andare a giocare da Sant'Antioco a Cagliari, era programmare una trasferta, perché significava andare la sera prima, quindi ovviamente con tutte le spese di cena, pernottamento, allenarsi la mattina dopo nel campo di gioco, pranzare, giocare e poi rientrare. Questa è sicuramente una spesa che comunque praticamente sì, significava giocare comunque in trasferta. Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino. Poi la strada la trovi da te. Porta all'isola che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione... Il glorioso palazzetto non basta più e la squadra è costretta infine a migrare a Cagliari. Oggi lo facciamo grande, domani lo facciamo più grande, e invece si è trascurato di fare almeno quello che serviva. Si fanno a piccoli passi, come noi abbiamo fatto la società e la squadra, a piccoli passi si doveva fare anche il palazzetto, non si poteva pensare subito a fare un palazzetto per la nazionale, bisognava fare un palazzetto per la A2 inizialmente, che si potesse poi ampliare. Sant'Antioco, se avesse continuato a giocare qua, probabilmente sarebbe riuscito ad ottenere qualcosa di più, perché comunque la spinta del pubblico tuttora, nonostante noi militiamo in B1, è sempre molto forte, è molto sentita e la pallavolo proprio in città, cioè in questa città, è molto seguita da tutti. Quindi credo, perlomeno a parer mio, probabilmente se la squadra fosse rimasta qua sarebbe riuscito a ottenere qualcosina di più, anche perché giocare davanti il palazzetto pieno non era facile per una squadra di fuori. E neanche un gioco di parole, se ci credi ti basta, perché
strada la trovi da te. Bella, giovane e ambiziosa è la nuova banca di Sassari Foss, ex Popolare, massima espressione della pallavolo isolana. Con Pasquale, Stelmach e i fratelli De Palma, Sant'Antioco vola fino alla conquista della promozione in A1. La squadra che ha vinto la 2 è sicuramente la squadra che c'è stata, che ha avuto Sant'Antioco la più forte in assoluto, per quello che può essere il mio parere. E penso anche che se fossero riusciti a mantenere quel sestetto l'anno della 1, la squadra, magari adesso Sant'Antioco sarebbe ancora in A1, non lo so, o comunque sicuramente l'anno si sarebbe salvata perché è formata da giocatori veramente di livello superiore. E non solo per un livello di A2, ma anche anche in A1 sicuramente avrebbero fatto la loro bella figura. Per non parlare poi di gente come Raffa, che era un esempio sia per i giovanissimi. Non c'era allenamento dove lui non era la partita della vita, anche un semplice allenamento. E questo, insomma, la professionalità di certe persone, anche dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista umano, è una cosa che in ogni caso è aggregante, è una cosa che veramente ti rimane. Io ero andato a Cuneo a fare un provino, ero arrivato perché c'era stato un problema, comunque ero arrivato all'allenamento dove la squadra della Serie A aveva già iniziato, ero arrivato un po' in ritardo. Mi ricordo che in quegli anni c'era Pasquale che giocava a Cuneo, come era andato via da qua, io ero entrato con la borsa del Sant'Antioco nel palazzetto e mentre tutti facevano stretching lui era venuto verso di me, mi aveva abbracciato, mi aveva salutato, cioè mi aveva fatto sentire a casa. Era stato un bellissimo gesto, poi da un campione, cioè, come era lui, mi è rimasto molto impresso, l'ho apprezzato parecchio. Un giardino nel mare, una Londra in tuo pecho, un volver a empezar. Anche il palazzetto di Cagliari conosce il tutto esaurito, è la prima volta per la pallavolo. Una isla en tu camino, una puesta de sol, tiempo e silenzio. Il campionato è iniziato un po' ad handicap perché comunque abbiamo giocato la prima partita di campionato senza Stelmach, il nostro straniero, che poi si è volato un'arma vincente per noi, quindi sai, parti già con una sconfitta. Però ricordo Lattari che oggi lo ritroveremo a Trento, verrà qui a Cagliari a giocare contro il nostro pallavolo Cagliari. Diceva che il nostro campionato sarebbe cominciato la settimana successiva, ecco. E così è stato. Ci siamo costruiti di volta in volta, abbiamo acquistato consapevolezza del valore della squadra, siamo ritrovati poi alla fine a scoprire i giocatori più forti al mondo come Pasquale, giocatori, i due fratelli De Palma che sono stati eccezionali, ancora oggi Chicca gioca in Serie A, Stelmach, ripeto, che è stato secondo me il lago della bilancia, quello che dava equilibrio in tutti i reparti, Giorgio Bagli che si è rivelato uno dei migliori centrali d'Italia e poi vabbè, ho giocato io, la fortuna mia e la sfortuna di Polito e Esposito, ho voluto che loro due si infortunassero nel momento dell'inizio stagione, io ho intrapreso questo viaggio che poi diciamo che funzionavo da libero in una squadra dove gli altri 5 giocavano una pallavolo stellare. Resta il rammarico per la sconfitta, la prima e unica in casa, ma quel che conta è che la 1 è ormai raggiunta. La banca di Sassari Foss, in un palazzetto gremito sino all'inverosimile, è stata battuta ieri per 3-1 dalla Traco Catania, ma una giornata dalla fine del campionato è già promossa. E a pensarci, che pazzia, è una favola, è solo fantasia, e chi è saggio, chi è maturo lo sa, non può esistere nella realtà. Sono d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono. Giuseppe Lai, dalla seconda divisione alla 1. Sì, sono felicissimo per questa promozione che è arrivata finalmente, però abbiamo un po' l'amaro in bocca per questa brutta prestazione. Peccato, potevamo chiuderla meglio secondo me. Storia leggera.
Vento di mar, trazem un creciero. In A1 iniziano le difficoltà. Quando Sant'Antioco smette di vincere viene a mancare l'affetto dei cagliaritani e per i tifosi sulcitani il capoluogo è ancora più lontano. Chilometri tanti, però poi in quegli anni lì si è sentita di più questa distanza, perché quando iniziavano ad esserci problemi, specialmente economici, si sono moltiplicate le spese, anche perché si pagava per usare il campo, si pagava per stare in albergo a Cagliari, si pagavano dei soldi, diciamo, in più che alla fine sono pesati nell'economia della squadra. Mi incontrar, non ti dá, tão solitária, já tem gente demais, ti tá sofrer, na solidão, Si fatica a trovare i giocatori giusti per il ricambio. Giuseppe Lai è uno dei pochi che non abbandona la nave che affonda. Sicuramente uno degli atleti più bassi del volley, però quando giochi i centimetri non contano, sinceramente, non ci pensavo minimamente, ecco, cioè, poi ognuno, ripeto, il fatto di essere magari un piccolino fra questi giganti mi ha aiutato a sviluppare una tecnica migliore in attacco, favorire qualche colpo che magari se avessi avuto 2 metri probabilmente non l'avrei mai imparato, mai acquisito. E poi altri fondamentali di base come la ricezione e la difesa che poi mi hanno aiutato a stare ad alti livelli. Giuseppe è arrivato che era un ragazzino smilzo, aveva 13 anni, è cresciuto fino alla Serie A1. Penso che ancora possa dare molto nel settore della pallavolo come tecnico, è uno secondo me dei più bravi tecnici, non dico in Sardegna ma anche a livello continentale. I salti di categoria ti portano sempre a crescere, atleti nuovi con cui giochi a fianco e atleti da affrontare, ti portano per forza a migliorare. Infatti credo che la crescita della pallavolo a Sant'Antioco non è stata, si è evoluta negli anni, perché noi abbiamo disputato 2 o 3 campionati per anche forse qualcuno in più per categoria, ecco. C'è stata proprio la crescita, anche se dal punto di vista tecnico-tattico, degli atleti locali. Di céu nublado, chuva di amore, pode fazer 2 campionati di A2 e 2 retrocessioni. un coração queima di paixão. È ufficiale, Xavier Cantor è stato confermato nuovo allenatore della Banca di Sassari. In una girandola di notizie che si sono accavallate senza sosta, ieri in tarda serata è stato siglato il contratto che lega l'argentino alla società sarda. Dona felicidade. Fisico asciutto, occhi azzurri, fare distinto, in un perfetto italiano ha ammesso che riportare la Banca di Sassari fuori dalla zona retrocessione è un'impresa ardua ma non disperata. Sì, sicuramente è un arduo compito, ma non è impossibile, la classifica è soltanto compromessa, non è disperata, ci sono 11 giornate appunto, non sono 3 o 4, non sono poche le opportunità che avremo e sono sicuro che la salvezza arriverà non all'ultima giornata, ma prima. Alla prima retrocessione si rimedia con l'acquisto del titolo. Si lavora in un ambiente rilassato, un gruppo nuovo, quindi non si porta dietro nessun vizio e nessun remore. Nulla togliendo agli atleti che facevano parte della rosa dell'anno scorso, però a mio avviso era un gruppo che ormai era arrivato un po' al capolinea. Já tem gente, tá quase a morrer, na luz cadê, de um crepúsculo.
La seconda retrocessione è quella definitiva. Non si trovano i rimedi tecnici e la società sostiene a fatica i sacrifici richiesti. Sicuramente quelli che appaiono meno sono sempre quelli che stanno dietro le quinte, la società che ha investito non solo tempo ma tanti soldi. E ripeto, adesso magari alcuni vivono anche momenti particolari, perché poi sai, dopo la 1 c'è stato un momento molto difficile. Infatti continuo spesso a pensare anche al nostro ex presidente, l'avvocato Aste, che ha vissuto in prima persona questa situazione. Mi dispiace che oggi magari lo si veda poco, si sia un pochino allontanato, però lo capisco benissimo. Secondo me lui è uno che, così come Nino Loci, ha dato veramente tanto alla nostra pallavolo e che purtroppo quando poi le cose vanno un po' male è anche il primo a pagarne le conseguenze. Il rammarico non aver, non dico sensibilizzato, ecco, non aver fatto innamorare della pallavolo. Si sono innamorati ma solo superficialmente. Le persone che contano, che potevano realizzare un impianto sportivo qui a Sant'Antioco per non far migrare la squadra in un'altra città, che secondo me è stata uno dei motivi che hanno disamorato il pubblico di Sant'Antioco verso la pallavolo. Infatti c'è stato un periodo che poteva esserci ancora qualcosa di interessante qui a Sant'Antioco, invece abbiamo perso con questo allontanamento per 3 anni e abbiamo sofferto. Ecco. Diciamo che una struttura sportiva degna di una B1 e di una A2 a Sant'Antioco ci stiano ancora bene. Penso che a Sant'Antioco oggi la B1 sia ma egoisticamente parlando un po' piccola per Sant'Antioco, perché se ci fosse un impianto, costruire una squadra di A2 con la passione della gente del posto per la pallavolo sia una cosa facile da fare. Rimasta la voglia di non far scomparire la pallavolo a Sant'Antioco, perché secondo me Sant'Antioco la pallavolo c'era nel DNA, però dobbiamo tirarla fuori di nuovo. Io sono uno di quelli che sta resistendo adesso il più possibile per riportare, è un sogno il mio, di portare Sant'Antioco in A2, anche se non è assolutamente facile, perché il primo presupposto è avere una struttura sportiva che ospiti una A2. Adesso la dimensione di Sant'Antioco, io dico purtroppo è la B1, perché la federazione ci consente di fare la B1 solo in questo palazzetto che abbiamo, che è il nostro palazzetto storico. Cioè spostare nuovamente Sant'Antioco a giocare da altre parti significa niente da fare, non attecchisce, rischia di morire di nuovo. Se uno ha una casa può anche decidere di mettere su famiglia, ma se uno non ha una casa penso che sia preferibile aspettare. Anche la pallavolo Cagliari, che ora è arrivata in A1, ha avuto il nostro contributo. Ricordiamoci che sono arrivati a quei livelli sempre con giocatori che sono passati attraverso l'Olimpia, i quali Scili, Rinaldo, Magia, che hanno fatto, diciamo, un bel tragitto con il Cagliari Pallavolo. Perciò il contributo è stato dato da questa società, da questa squadra in modo notevole. Tu che sei nata dove c'è sempre il sole, sopra uno scoglio che ci si può tuffare, e quel sole c'è, l'hai dentro al cuore, sole di primavera. Su quello scoglio immaginato un fiore, e ti ricordi c'era il paese in festa, tutti ubriachi di canzoni e di allegria. E pensavo che su quella sabbia
e forse sei nata tu, o a casa di mio fratello, non ricordo più. E ci hai visto su dal cielo, sei trovato. Di quegli anni rimangono i ricordi, rimane una tradizione voleistica forte, rimangono alcuni appassionati protagonisti, polvere di una stella che sogna di brillare ancora, perché Sant'Antioco rimanga il patrono del volley. Sì, fortunatamente noi il Santi Paradiso ce li abbiamo sempre. Ti ringrazio.